Buongiorno da Sicilia 24, queste le principali notizie di oggi. Tentato omicidio a Canicattì, giovane catanese ferito a colpi di pistola mentre infila un autolavaggio, gli aggressori si dileguano. Scoperta, Siracusa un giro di compravendite di alloggi popolari, chiuse le indagini scaturite dalla gambizzazione di un uomo che si era rifiutato di cedere l'abitazione, 4 gli arresti. Sicilia, ultima regione in Europa per occupazione femminile. Secondo i dati Eurostat lavora solo il 30% delle donne, costrette a scegliere tra famiglia e impiego. Riapre Villa Niscemi, chiusa da 2 anni per la presenza di legionella nei pozzi. Tante famiglie palermitane hanno scelto di trascorrere la domenica in un sito di grande attrazione turistica. Dagli scacchi al tennis, dal bastone siciliano al rugby. La giornata nazionale dello sport ha animato il lungomare di Catania e il velodromo di Palermo. Ancora ben trovati. Agguato ieri a Canicattì un 24enne catanese è stato gambizzato e adesso è ancora caccia ai 2 aggressori. Francesca Magri. Agguato in pieno giorno a Canicattì, intorno alle 13, un 24enne catanese, mentre era in fila con la sua vettura in un autolavaggio di via Capitano Ippolito, è stato colpito prima dal lancio di grosse pietre, poi da un'altra macchina gli hanno sparato addosso, gambizzandolo. Ad agire sono stati in 2, a bordo di una berlina scura. Sono entrati in azione velocemente, avvicinandosi al ragazzo hanno esploso 7, forse addirittura 8 colpi. Il giovane incensurato, che si trovava nella cittadina dell'Agrigentino in visita a parenti, dopo l'aggressione è stato subito portato all'ospedale Barone Lombardo, dove i medici hanno riscontrato ferite da colpi di pistola alla coscia destra e alla tibia sinistra, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. I 2 aggressori, quello che ha sparato e quello che era alla guida dell'auto, dopo l'agguato si sono immediatamente allontanati e sono scomparsi nel nulla, facendo perdere le proprie tracce. Del caso si stanno occupando i carabinieri, che hanno già avvisato la procura di Agrigento. Le ricerche dei 2 sono in corso in tutta la città di Canicattì e nei dintorni, oltre ai carabinieri in azione anche la polizia. Nel frattempo le forze dell'ordine stanno tentando di ricostruire quanto accaduto con l'aiuto di testimoni. Restiamo alla cronaca perché è stato scoperto a Siracusa un giro di compravendita di alloggi popolari. L'indagine è scaturita da una gambizzazione, ma sentiamo Francesco Aloi. 7 giugno 2022, nel rione Mazzarona, a Siracusa, un 29enne ai domiciliari viene gambizzato. Tutto parte da qui. Così i carabinieri indagano a fondo e scoprono che l'agguato è legato ad un giro di compravendita di case popolari. Oggi i militari hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Siracusa, indirizzata a 5 soggetti tra i 20 e i 39 anni. Mandante e 2 esecutori materiali dell'estorsione sono finiti in carcere. Per un altro sono scattati i domiciliari. Per il quinto l'obbligo di dimora. Dietro al ferimento c'era quindi una richiesta di soldi. La casa popolare dove abitava il 29enne era stata venduta da una donna al prezzo di 3.000 euro. Una cessione fatta anche ad un'altra persona, che però non ha potuto prendere possesso dell'alloggio. Sarebbe stata proprio quest'ultima a mandare gli uomini a casa del giovane. Avevano chiesto 1.000 euro. Al suo rifiuto erano tornati armati. Come riferiscono i carabinieri del comando provinciale di Siracusa, la cosa inquietante è che il 29enne, nonostante il ferimento, sin da subito ha deciso di non collaborare. Adesso parliamo dell'occupazione delle donne in Sicilia, perché secondo Eurostat l'isola è maglia nera in tutta Europa. Pensate, lavora solo il 30% delle donne, le più penalizzate, le madri con figli piccoli che poi sono costrette a scegliere. Emanuela Corsi. La carenza di servizi al sud penalizza il lavoro delle donne con figli e contribuisce all'inverno demografico. Nel 2022 la Sicilia è l'ultima tra le regioni europee per occupazione femminile. Solo il 30,5% delle donne tra i 15 e i 64 anni ha lavorato, a fronte del 64,8% medio dell'area euro. A soffrire, secondo i dati Eurostat, è in generale tutto il Mezzogiorno. Puglia, Calabria, Campania precedono l'isola in fondo alla classifica europea. Dati che vengono confermati anche dalla Fondazione Svimez, secondo la quale le più penalizzate sono le madri con figli in età prescolare. Carenza di servizi, come dicevamo, e politiche sociali inadeguate sono la causa principale del fenomeno.
Noi abbiamo una conferma in questo senso anno dopo anno rispetto alle dimissioni volontarie, dimissioni che crescono sistematicamente. La motivazione è proprio quella della mancanza di una infrastrutturazione sociale. Non c'è assolutamente, l'idea da parte della politica da dove partire. Quello che registriamo, giusto per fare un esempio, è la questione del bonus sul bebè, ma si parla di 1.000 euro. Per le famiglie che hanno un ISEE di 3.000 euro, quindi il nulla. Si parla di mancati interventi assolutamente senza nessuna previsione di come accompagnare invece le donne nel mercato del lavoro. La Sicilia è per il terzo anno maglia nera. Senza interventi il rischio è che le donne, soprattutto le più giovani, siano costrette a scegliere ancora oggi tra la maternità e il lavoro, non potendo coniugare i due ambiti. Ancora oggi la donna si ritrova a questo eterno dilemma. Stiamo parlando di disuguaglianze, proprio sono dei varchi enormi fra uomini e donne nella nostra regione. E se non si parte da là, la situazione resterà. Quello che è il mancato sviluppo regionale è quello dell'arretratezza femminile, che ne è il punto cardine. La crescita dell'occupazione femminile, secondo gli studi, risulta fondamentale anche per evitare il crollo della forza lavoro e dell'economia. Domenica e lunedì prossimi si torna alle urne nei comuni chiamati ai ballottaggi, pochi gli accordi ufficializzati e diverse le anomalie politiche. Sentiamo Manlio Viola. Scadono i termini per gli apparentamenti in vista dei ballottaggi con i quali domenica 11 e lunedì 12 giugno si sceglieranno i sindaci di 4 comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, nei quali l'elezione non è scattata al primo turno. Si tratta di un capoluogo di provincia, Siracusa, di 2 comuni del Catanese, Aci Sant'Antonio e Aci Reale, e di Piazza Armerina in provincia di Enna. Accordi fuori da ogni logica di coalizione a Siracusa, dove il candidato di rottura del centrodestra, Edi Bandiera, converge sul sindaco uscente di sinistra, Italia, piuttosto che apparentarsi con il candidato di centrodestra, la sua coalizione in teoria, Ferdinando Messina. Non c'è pace neanche a sinistra, dove non si chiude invece l'accordo che teoricamente sarebbe stato più naturale proprio fra Italia, sindaco uscente di sinistra, e il PD. Il sindaco punta a smarcarsi e a prendere da solo il premio di maggioranza e il PD invita i suoi ad andare al mare piuttosto che alle urne. Centrodestra unito invece ad Aci Sant'Antonio, dove Giuseppe Santamaria ha ufficializzato l'accordo con Antonio Scuderi della Lega e Antonio Di Stefano di Fratelli d'Italia, siglando l'apparentamento con la lista dei 2 candidati sindaci usciti di scena al primo turno. Santamaria dovrà affrontare Quintino Rocca, che resta con le liste che lo appoggiavano sin dall'inizio della partita. Ad Aci Reale il commissario provinciale di Forza Italia Marco Falcone ufficializza l'apparentamento della lista azzurri per Aci Reale con raggruppamento civico, quindi alla coalizione che sostiene il candidato a sindaco Roberto Barbagallo. Ma il candidato di centrodestra è Nino Garozzo, con 5 liste, fra cui Fratelli d'Italia, Lega e DC. Però nella coalizione c'è anche Sud Chiama Nord di Cateno De Luca, un'altra anomalia non da poco. A Piazza Armerina infine il ballottaggio è un fatto privato del centrodestra. Sarà infatti Nino Cammarata, sindaco uscente di Fratelli d'Italia, a sfidare al ballottaggio appunto Massimo Di Seri, candidato del deputato regionale di Forza Italia Luisa Lantieri, che è anche commissario del partito. A sostegno di quest'ultimo la lista della DC Toto Cuffaro, che per una manciata di voti però non ha superato lo sbarramento del 5% previsto dal sistema elettorale proporzionale, un dato che può avere un peso importante al ballottaggio, visto che l'assenza di eletti potrebbe scoraggiare dal portare di nuovo alle urne i propri elettori. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24 che apriamo con la notizia di uno sciame sismico sull'Etna, dove ieri pomeriggio si sono verificate una serie di scosse tra Maletto e Bronte. Nulla di preoccupante, si tratta di uno sciame che ha avuto il suo picco, pensate, soltanto il 2,7 di magnitudo della scala Richter, che si è registrata alle 19:50 di ieri nel territorio di Bronte, ma una profondità di 21 chilometri. Naturalmente la situazione è strettamente monitorata dall'INGV di Catania. Andiamo a Villa Niscemi, a Palermo, riaperta dopo una chiusura di quasi 2 anni a causa della legionella, ma ci dice tutto Marco Gullà.
La fanfara dei bersaglieri ha dato il via alla riapertura di Villa Niscemi a Palermo, la sede di rappresentanza del comune chiusa da gennaio del 2022 per la presenza di legionella in un pozzo utilizzato per l'approvvigionamento idrico della struttura. In una domenica dal sapore estivo, tantissima gente ne ha approfittato per una passeggiata in villa. Per il suo valore storico e artistico, ma anche per quello naturalistico, da sempre Villa Niscemi è stato luogo di grande attrazione turistica e punto di riferimento per famiglie e bambini. I palermitani riacquistano un bene che gli è proprio e lo fanno in un contesto naturalistico speciale qual è quello della Favorita. L'amministrazione ha semplicemente fatto il dovere di ogni amministrazione, rimuovere gli inconvenienti e favorire la ripresa di normali condizioni civiche. Bambini, giovani e meno giovani, famiglie, tutti ad assistere alla riapertura di Villa Niscemi, punto nevralgico anche per le visite guidate dal FAI. Villa Niscemi torna ai palermitani, perché questo è un luogo che non è soltanto un luogo istituzionale, ma è un luogo che può accogliere molteplici attività ludiche, ricreative, espositive, musicali, come stiamo sentendo. Allora è un modo perché la città si apra al grande cuore dei palermitani. Una festa, quindi, per tutta la città. Adesso vi portiamo in un altro luogo bellissimo, ad Agrigento, nel cuore della Valle dei Templi, dove si è svolta la Festa Nazionale dei Giardini, patrocinata dal Ministero della Cultura. Alla manifestazione, appunto, che ha coinvolto 200 parchi in tutta Italia, ha partecipato il Giardino della Colimbetra. Sentiamo Davide Sarto. Weekend all'insegna dei giardini. In tutta Italia oltre 300 eventi ospitati in più di 200 parchi e giardini, alcuni aperti in via eccezionale, nell'ambito dell'iniziativa Appuntamento in Giardino, giunta quest'anno alla 6ª edizione. La manifestazione è promossa dall'Associazione Parchi e Giardini d'Italia con il patrocinio anche del Ministero della Cultura. In Sicilia partecipa all'iniziativa il Giardino della Colimbetra, gestito dal FAI, un raro gioiello archeologico e agricolo. Un luogo straordinario coltivato in una piccola valle tra il Tempio dei Dioscuri e il Tempio di Vulcano, che racchiude i colori, i sapori e i profumi della terra di Sicilia e racconta con i suoi reperti e i suoi ipogei, scavati 2500 anni fa, la storia dell'antica Akragas. Il Giardino della Colimbetra rappresenta il perfetto esempio di giardino del Mediterraneo. Qui sono presenti 1600 piante. Abbiamo poi il 40% della nostra vegetazione che è costituita da agrumi, alcuni dei quali hanno un patrimonio genetico estremamente raro. Abbiamo ad esempio 13 varietà di arance, ma abbiamo anche tutti gli elementi tipici della macchia mediterranea: il carrubo, i pistacchi, gli ulivi, i mandorli. La Colimbetra è un insieme di paesaggi naturali e coltivati, quindi opera dell'uomo, che esprimono quella bellezza travolgente che riesce a commuovere i nostri visitatori. L'iniziativa ha riscosso successo ed il Giardino della Colimbetra ha registrato il pienone di turisti. L'evento offre anche l'opportunità di informare il grande pubblico sulle attività necessarie a curare, restaurare e proteggere i giardini, in un momento che vede un forte impegno del Ministero della Cultura attraverso uno specifico investimento del PNRR nella salvaguardia e nel rilancio dei giardini storici, che sono tra gli elementi costitutivi del patrimonio artistico e culturale italiano. E dopo il Teatro Antico di Taormina, giorno 2, altra tappa del nuovo tour siciliano dei Modà, quello appunto nella Valle dei Templi di Agrigento, con un bis che si ripeterà domani. Ancora il servizio di Davide Sarto. Sono stati i Modà a dare ufficialmente inizio alla nuova stagione estiva dei grandi concerti al Teatro della Valle dei Templi di Agrigento. A Piano San Gregorio, con lo sfondo dei templi Concordia e Giunone, la band milanese, capitanata da Checco Silvestre, per la prima volta con una orchestra, ha incantato il numerosissimo pubblico di ogni età. Oltre 2 ore di concerto pop rock sinfonico che spazia dalle sonorità dell'orchestra a quelle di una poderosa band rock. Sul palco del tour i Modà festeggiano 20 anni di carriera. Il tour è inoltre l'occasione per festeggiare un'altra importante ricorrenza per la band, i 10 anni dalla pubblicazione di Gioia, album certificato 5 volte platino,
che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo. Martedì 6 giugno si replica con il concerto bis de Modà ad Agrigento e sarà ancora sold out. Perché sei fragile. Ci fermiamo ancora, ci occuperemo di sport tra poco. Ci occupiamo di sport in chiusura del nostro telegiornale. In occasione della giornata nazionale dello sport anche in Sicilia ci sono stati molti eventi dedicati alle varie discipline sportive, tutte all'insegna dell'inclusione sociale. Catania e Palermo sono state protagoniste. Eva Spampinato. Lungomare di Catania, velodromo di Palermo. Nonostante la distanza, oggi uniti da un unico obiettivo: celebrare lo sport e la sua importanza sociale e culturale. Anche in Sicilia oggi fioriscono le iniziative per la Giornata Nazionale dello Sport, istituita nel 2003 e che si svolge contemporaneamente su tutto il territorio nazionale nella prima domenica di giugno. C'è un piccolo circuito motorio in cui i ragazzini fanno le loro abilità, dallo slalom, saltelli, corsa veloce, salto con gli ostacoli. Che importanza ha lo sport? È importantissimo, lo sport socializza, dà gioia, dà di tutto. Scacchi, balli di gruppo, pesi, atletica, judo. Il Prato Verde del velodromo di Palermo ha accolto l'iniziativa promossa dal CONI. Il velodromo riapre proprio per lo sport in questa magnifica giornata che, come abbiamo detto, non è solo sport ma anche prevenzione per la salute e socialità e stare insieme, dove lo sport diventa soprattutto inclusione sociale. Al Lungomare di Catania intanto non può mancare il calcio, ma anche il tennis, i tamburelli, l'atletica, il rugby. Il rugby già inizia con la parola rispetto, quindi rispetto per noi stessi, rispetto per gli avversari, rispetto per questa bellissima città in cui viviamo. Tra le più curiose discipline sportive presenti al lungomare troviamo questa. Si chiama bastone siciliano e ha origini siciliane antichissime. Il bastone era considerato come un'arma di difesa. Quando si andava a pascolare si portava il bestiame fuori, quindi contro attacchi di animali selvatici. Stessa cosa il coltello? Anche la stessa cosa il coltello. Diciamo che il bastone è inteso più nobile rispetto al coltello. Lo sport da combattimento come questo, come il bastone siciliano, cosa insegna? Allora, insegna il rispetto, la disciplina, il rispetto dell'avversario, l'autocontrollo e fra le altre cose può essere utilizzato anche come arma di difesa personale, tant'è vero che presso la polizia di Brescia, alla Polgai, negli anni passati, negli anni 90, un nostro insegnante insegnava agli allievi di polizia col manganello a utilizzare tecniche del bastone siciliano. Benessere, socialità e inclusione, lo sport è anche questo. Non ci sono aggiornamenti, il nostro telegiornale finisce qui. Io vi ricordo la prossima edizione su Telecolor in onda alle ore 14. Vi lascio adesso insieme a Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano per il consueto appuntamento con Buongiorno Sicilia. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.